52. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda e questa è la puntata di sabato 25 gennaio dell'anno del Signore 2025. Solo i nostri due soliti caveat: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è un giornale online, non perdetelo perché potrete trovare molta buona informazione, a cominciare dai Liberamente che avete appena ascoltato, il Liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. Orbene, caro Alex, in questa puntata proseguiamo la narrazione del mago di Lodi Santino Balduzzi, o mi sbaglio? No, non ti sbagli assolutamente. È uscita in America a cura di James Lanaway la terza puntata della monografia dedicata al mago di Lodi, Mister Santino Balduzzi. Invito chiunque ad andare nel sito di Veloce Today per leggere le varie puntate. Per settimana sarà pubblicata la quarta e ultima puntata. Questa monografia che non può racchiudere tutta la storia dell'Officina Balduzzi, però racconta la maggior parte delle, tra virgolette, imprese, soprattutto in questa settimana si racconta un po' dei piloti e dei successi sportivi, soprattutto sportivi. Tutto, abbiamo detto, è iniziato da Giovanni Balduzzi, che fu il papà, tra virgolette, adottivo. In realtà Santino faceva di cognome Granata e non Balduzzi. Vedendo questo ragazzo molto capace, amante dei motori, dedito proprio alla meccanica, lo ha adottato. Quindi ha preso il cognome Balduzzi. Quindi dobbiamo anche citare che è stato l'artefice iniziale di tutto. Non era un preparatore, però faceva assistenza alle auto Fiat, Alfa Romeo e poi nel 66 alle Abarth. Già Santino lavorava all'interno dell'officina e gestiva praticamente tutto lui fin da subito. La storia di Santino Balduzzi nelle corse nasce grazie a un pilota che salutiamo, molto simpatico e mio amico, che è Alberto Ponno. Alberto Ponno ha iniziato, ha spronato Santino Balduzzi alle preparazioni affidando la sua GT appena acquistata. Preparata dal mago di Lodi, presentava praticamente gli stessi cavalli delle originali Autodelta. Nonostante Santino, come abbiamo già detto e si cita anche nei vari articoli, ecco qui in foto vediamo il Shure Gianni Balduzzi, chiamato Gianni per gli amici, qui invece la foto di Cesare Balduzzi, figlio. Santino, che è tuttora insieme a Umberto Balduzzi, che salutiamo, gestisce ancora l'officina, non a livello di preparazione, però nel restauro, nella riparazione, nelle modifiche delle auto storiche, oltre ovviamente facendo assistenza alle auto attuali di multimarche, in primis Alfa Romeo, Fiat, i marchi più importanti, e l'Alfa Romeo che comunque ha segnato sempre una certa collaborazione fissa con l'officina. E Santino Balduzzi aveva anche un parente, tra virgolette, influente nell'Alfa Romeo, che era Banderali. Banderali era il braccio destro di Chiti, in qualche modo gli aprì la possibilità, vista le sue grandi capacità, attenzione, non fu una raccomandazione come si usa pensare, ma una segnalazione all'Alfa Romeo di questo tecnico molto capace, autodidatta. Meritocratica si chiama, per dirla proprio giusta, perché
bisogna dire che Santino Balduzzi dove è arrivato perché era bravo, non perché ce l'hanno portato. Non per nepotismo. Prepararono l'auto di Ponno, io scusate se leggo perché non voglio sbagliare date o comunque i nomi. Ponno vinse la Pedavena Passo di Croce Daune e alla cronoscalata Coppa Bruno Carotti Rieti Terminillo, che è una gara un pochino difficile. E da lì tanti piloti andarono a bussare alla porta di Santino Balduzzi per preparare le loro auto. E c'erano nomi importanti per l'epoca che partecipavano al campionato sia italiano che europeo. Citiamo tra l'altro, qualcuno sicuramente lo dimenticherò, comunque non è magari citato in questa puntata. Parliamo di Gianni Braga, Antonio Bruzzese, Remigio Cozzani, Giuseppe Confortola, Carmine Faraldi, Giancarlo Calimberti, un certo Machenna che era Silvano Ghidini, un maestro di pista Duilio Ghislotti, Antonio Invernizzi, Valerio Pedotti, Giordano Pereco, Paolo Signorini, Gaudenzio Bolti, Giuseppe Zarpellon e poi piloti cecoslovacchi e jugoslavi che ebbero alcune auto acquistarono alcune auto ex Balduzzi e vinsero nei campionati europei perché allora nell'est c'era la possibilità per chi amava lo sport, lo Stato stesso dava un contributo per poter ai piloti emergenti sia jugoslavi che cecoslovacchi di poter gareggiare nel campionato europeo e di farsi valere. Quindi Pono fu un altro perno importante nella storia di Santino Balduzzi. Speriamo di averlo nelle prossime puntate come ospite, ci potrà raccontare tantissime cose della sua grande esperienza. Le auto di Santino cominciarono ad essere richieste le preparazioni perché vincevano ovunque ed erano molto affidabili. Questa è una cosa molto importante perché chi faceva un campionato, qui quelli che abbiamo citato la maggior parte erano professionisti, chi medici, chi avvocati, chi comunque imprenditori, però avere un'auto veloce, vincente, affidabile è il tris per poter correre in piena sicurezza, in piena tranquillità e portare a casa parecchi risultati. Quindi Balduzzi faceva addirittura dal 72 al 75 assistenza diretta in pista, quindi seguiva le sue auto, alcune erano di sua proprietà che lui prestava o noleggiava ai piloti, altre erano invece auto che i piloti stessi affidavano e lui aveva in assistenza anche 5-6 vetture a volta. Quindi voi immaginate un uomo che prepara 5-6 vetture e le porta in pista. Io so che significa avere anche una sola e avere 1000 problemi. Vi immaginate 5 che significa? E Santino portò avanti questa cosa fino al 75. Non sappiamo per quale motivo esatto poi ha smesso, che in realtà il lavoro era troppo, non riusciva a gestire il problema dell'officina, della gestione dell'officina delle auto normali con le corse. Però continuò nelle preparazioni stradali e comunque continuò l'assistenza dell'auto che già aveva preparato, però gli anni bollenti di vittorie, di preparazione erano appunto dal 72 alla 75. Aggiungerei una cosa, tu hai detto la robustezza delle auto che tenevano in corsa, come diceva Enzo Ferrari, scusate, la migliore auto è quella che si rompe dopo il traguardo del resto, quindi prego Alex. Sì, questo è vero, però se si aggiungeva una certa affidabilità, Santino preparò inizialmente le GTA, poi successivamente una parte dei piloti che ho citato, qualcuno magari mi sarà sfuggito o comunque non è citato perché i piloti furono veramente tanti, passarono a GTAM nel campionato europeo, in diretta concorrenza con l'Autodelta. Quindi l'Alfa Romeo lo aveva notato e possiamo ricordare che Santino Balduzzi fu l'unico preparatore che aveva diretti contatti con l'Alfa Romeo, a cui l'Alfa Romeo si rivolgeva, vedi il caso della messa a punto del motore prima della produzione
GTM per alcuni problemi che aveva nella camera di scoppio, si rivolgeva a Santino Balduzzi per la risoluzione di alcune problematiche. Quindi era molto stimato negli ambienti Alfa Romeo, dove allora non era facile poter entrare, ci volevano grandi capacità e comunque conoscenza tecnica elevata. Santino era un autodidatta, però attenzione, un autodidatta che studiava. La figlia Ombretta mi ricorda spesso che lui la sera andava a scuola serale o comunque studiava sui testi, arrivando addirittura a programmare centraline EPROM. Io lo facevo a fine degli anni '80, solo la difficoltà di programmare quelle centraline, e comunque io avevo un'infarinatura di informatica. Santino Balduzzi partiva da una cultura diversa, e arrivare alla programmazione digiuno di informatica significa che la difficoltà era molto più alta. E non è solo programmarle per far andare i motori della generazione degli anni 80-90, quindi l'Alfa 75 in particolare, l'Alfa 90, poi successivamente 166, eccetera. Autovetture che non ti permettevano un errore. Se sbagliavi una programmazione di un EPROM o di un anticipo, distruggevi letteralmente un motore. Questo è poco ma sicuro. Io mi ricordo quando frequentavo Percus, eccetera, vedevo certi motori che esplodevano e poi si sapevano le notizie che possibilmente sperimentavano dei valori particolari di centraline, di regolazione che non andavano bene. Ovviamente non è il caso di Santino, ma di chi autodidatta cercava di prepararsi l'auto, oppure di meccanici meno esperti. Parlare di Santino Balduzzi è difficile concentrarlo in poche puntate, però quello che io voglio trasmettere a chi mi segue, quei pochi che non lo conoscono, di leggere innanzitutto gli articoli. Ringraziamo sempre James Lawson per la disponibilità, perché certo. si è aperto una corrispondenza con Ombretta Balduzzi per farsi raccontare un po' di aneddoti. Non vi dico altro, perché vorrei che voi andaste a leggere gli articoli, dove scoprirete anche delle cose interessanti su come negli gli anni 70 paesi dell'est, paesi comunisti come la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, nonostante molti limiti economici, riuscivano comunque a far partecipare alcuni piloti al campionato europeo, e dove finirono una parte delle auto. Esiste una documentazione Balduzzi che purtroppo è incompleta, perché le auto che ho citato ai piloti sono solo una parte. Ombretta era molto piccola, era appena nata, quindi non ha ricordi diretti dei piloti, ma da amici di Santino, eccetera, si ricorda che comunque la lista era molto, molto, molto più lunga, e lui comunque ha continuato a dare una certa assistenza, anche se non più in maniera ufficiale, e ha preparato poi una serie infinita di auto stradali, alcune sicuramente poi hanno fatto pista. Ricordavo un ritrovamento, che chissà, forse ne parleremo nelle prossime puntate, di un motore preparato da Santino Balduzzi, rimasto immacolato dentro un vano in legno per credo 25 anni, forse 30, preparato, un motore di un Alfa 2000 da ben 185 cavalli. E chissà che magari possiamo dedicare una puntata, o magari farlo vedere in diretta un giorno. Perché no, potremmo organizzare una puntata direttamente da Lodi. Su un banco prova. Why not? Quindi le corse sono state il perno principale per il lancio. Lui comunque realizzava modifiche anche su autostradali, risolvendo grosse problematiche. Non dimentichiamo che la nascita della Giulietta Turbo deve a Santino alcune migliorie, la progettazione dell'airbox, per esempio, la messa a punto di diversi particolari, tant'è che l'esemplare numero 0 della Giulietta Turbo fu assemblata dentro l'officina Balduzzi. Gli furono dati i materiali e lui assemblò il cosiddetto numero 0, telaio 0 di questo tipo di Giulietta, che oggi ha un valore abbastanza elevato, si parla anche, dipende dalle condizioni, anche di 50, 60, 70 mila euro di vettura, un'auto straordinaria che ha partecipato a qualche gara.
non ha tante, ma ha partecipato. Prima ancora Santino aveva anche preparato alcune Alfette, auto più grandi rispetto alle GTA, ma avevano i loro vantaggi per il fatto che avevano motori un po' più spinti, telai un po' diversi, perché comunque la GTA è una vettura non facile da guidare, perché è molto nervosa. Io l'ho avuta e so che significa. Un'Alfetta con un passo più lungo, con una motorizzazione più grande, permetteva possibilmente di avere dei risultati su particolari circuiti molto interessanti. Santino quindi a 360 gradi ha visto il mondo Alfa Romeo, collaborando, ripeto, con la casa madre e con i vari ingegneri e tecnici. Faraldi, essendo suo lontano parente, credo cugino, non so se era primo o secondo cugino. Credo primo cugino, sì. Primo cugino, quindi neanche lontano parente, quindi primo cugino, e gli diede la possibilità di poter confrontarsi con e segnalare Santino all'Alfa Romeo, così da aprire un canale di scambio di informazioni. Questo era molto importante in quegli anni in cui non esisteva internet. Non imparavi come oggi, che tu vai su YouTube e diventi esperto restauratore perché hai seguito un corso di 100 puntate via video e non hai mai messo le mani su un'auto. Lì le capacità bisognava vederle sul banco. Santino, per esempio, fu uno dei primi in Italia negli anni 70, immaginate, ad avere il banco prova motori. Un'officina col banco prova motori oggi non è facile trovarla, figuratevi 55 anni fa. Era nato con l'intento di essere un professionista, lo ha dimostrato fino alla fine. Ha sempre lavorato, nonostante poi negli ultimi anni, colpito dalla malattia, era indebolito, però si recava sempre in officina. I figli mi ricordano spesso che lui la notte, quando aveva un problema da risolvere in officina, non dormiva e spesso si svegliava, scendeva giù, abitava nella casa sopra e attuava le sue modifiche, le sue idee, le sue riparazioni nel pieno della notte, in modo tale che già al mattino aveva risolto il problema. Dormiva molto poco, come tanti geni. È molto bella perché fa capire l'umanità di quest'uomo che spesso aiutava certi piloti con dei buoni prezzi. Oggi, se pensiamo ai prezzi delle auto che lui ha venduto, per non dire svenduto, per aiutare qualcuno, c'è da rimanere di stucco. Oggi una GTA vale da 250-300 mila euro. Allora lui aiutò parecchi piloti a possedere un'auto di un certo livello, una frazione di quella cifra. Certo, erano altri anni, però comunque Santino era tra virgolette i più economici e i più grandi preparatori. Ecco perché aveva l'officina sempre piena e spesso non riusciva a gestire da solo e con i suoi collaboratori, con i suoi meccanici, il lavoro. Allora, noi proseguiremo sabato prossimo con la terza puntata. Grazie ad Alex per la partecipazione. Salutiamo Ombretta Balduzzi che ci sta seguendo. Seguite velocetoday.com dove appunto usciranno tutte le puntate di questo reportage. Esatto. E voglio anche ringraziare Lawrence e la nostra Castellana Sveva per averci assistito in regia anche oggi. Che dire di più? Appuntamento tra 7 giorni e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come. Grazie ad Alex Cereda, da Antonino Danna, da noi tutti quanti. Buon weekend e alla prossima.